Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Voli dirottati e stop all'operatività dell'aeroporto Fontanarossa fino a domani. L'eruzione dell'Etna mette in ginocchio i collegamenti con la Sicilia. La Regione attiva un piano straordinario con bus, treni e transfer, disagi per migliaia di passeggeri. A Catania, riunione della Commissione regionale antimafia dopo le sparatorie delle ultime settimane. Il capoluogo si conferma capitale della droga, principale business dei clan. In 6 mesi sequestrati 160 kg di stupefacenti. Francesco Cusumano doveva essere in carcere. L'uomo arrestato a Palermo per l'omicidio dell'inquilino era già stato condannato a 3 anni e 10 mesi. A Messina aveva massacrato di botte l'avvocato che lo aveva bocciato all'esame di abilitazione alla professione forense. Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. L'atleta olimpico trapanese era stato denunciato assieme ad altri 3 giovani da una turista. Carburanti di nuovo oltre i 2 euro al litro. Protestano automobilisti e associazioni di categoria per il mancato rinnovo del taglio delle accise da parte del governo. Ad Agrigento, rubinetti a secco per 2000 cittadini da più di un mese. Il Codacons diffida le società di distribuzione dell'acqua, il Comune e la Regione. Calciomercato, in Serie B Hernani è un giocatore del Palermo. È il terzo colpo per il DS Osti che adesso accelera anche per Compagnon del Venezia. In Serie C via alle operazioni in entrata anche nel Catania. Nel mirino alcuni giocatori del Crotone. Bentornati, allora in primo piano ancora il caos voli in Sicilia a causa dell'eruzione dell'Etna, caos anche trasferimenti e spostamenti, stop alle operazioni di volo fino alle 10 all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di cenere vulcanica durante appunto questa eruzione. La Regione ha attivato un piano straordinario tra bus, treni e transfer mentre proseguono i disagi negli aeroporti. Sentiamo Roberta Lunghi. Pullman, treni straordinari e servizi di transfer per fronteggiare l'emergenza provocata dalla nuova eruzione dell'Etna e dalla chiusura dell'aeroporto di Catania. È il piano straordinario attivato dalla Regione siciliana per garantire i collegamenti con la Sicilia orientale. Operativi transfer dall'aeroporto di Comiso, i collegamenti in autobus dagli scali di Palermo e Trapani verso Catania e 2 treni straordinari sulla linea Palermo-Messina-Catania. L'attività dell'Etna ha continuato a condizionare l'operatività dello scalo etneo nel corso della giornata, ripercussioni anche sulla base di Sigonella, dove la nube di cenere ha imposto la chiusura dello spazio aereo. Regolarmente operativo invece l'aeroporto di Comiso. Dopo la domenica nera con 129 voli cancellati e 61 dirottati, anche oggi 17 voli diretti a Fontanarossa sono stati trasferiti a Palermo. Disagi notevoli per tanti passeggeri in partenza che oggi hanno affollato lo scalo etneo. Non sappiamo, non è stato cancellato questa mattina e non troviamo l'ufficio volontà, troviamo niente. Io sarei dovuta partire alle 15 oggi da Catania per Parigi e insomma vedendo un po' tutta questa situazione sono comunque arrivata in aeroporto, ma il mio volo è stato cancellato senza alcun preavviso se non un'oretta prima e alla fine ho rischedulato il tutto su Palermo domani. Fondamentale per la normalizzazione dello scalo l'evoluzione dell'attività dell'Etna, costantemente monitorato dall'INGV. Prosegue l'attività stromboliana e l'emissione di cenere dal cratere Voragine. Il tremore continua a rimanere su valori alti, anche se nella giornata di oggi ha avuto una leggera diminuzione. Emblematiche le immagini arrivate dall'aeroporto Florio di Trapani. Il massiccio afflusso dei passeggeri dirottati da Catania, circa 1400, ha causato sovraffollamento e rallentamenti nelle operazioni di trasferimento in pullman verso la città etnea, con numerosi viaggiatori rimasti in attesa tutta la notte all'interno dello scalo. Cambiamo argomento. Dopo le sparatorie delle ultime settimane si è riunita in prefettura a Catania la commissione regionale antimafia, preoccupata da questa recrudescenza della criminalità in una città che si conferma capitale della droga. Lorena Dolci. È emerso che c'è una recrudescenza che gli investigatori non ascrivono ad attività o personaggi legati particolarmente alle organizzazioni mafiose.
è possibile che ci sia una recrudescenza di persone che aspirano a diventare parte delle organizzazioni mafiose. Sono gli emergenti dunque protagonisti delle recenti sparatorie a Catania, giovani e giovanissimi armati fino ai denti, intenzionati a scalare i vertici delle organizzazioni. Lo dice chiaro il presidente della Commissione regionale antimafia al termine delle audizioni con i rappresentanti delle forze dell'ordine che confermano Catania capitale della droga. Solo nella città di Catania vi sono 42 piazze di spaccio. La polizia ci ha riferito che solo nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati sequestrati, solo la Polizia di Stato, 160 kg di cocaina. Una mafia vive e vegeta che fa affari e cerca di infiltrarsi in tutte le attività economiche, dall'energia al turismo al terziario. Contro questa mafia, sostiene Cracolici, occorre un'azione di contrasto che non può essere solo la militarizzazione delle città, ma anche preventiva e coinvolge il buon funzionamento della macchina della giustizia. Dal momento in cui viene fatta l'ordinanza da parte della Procura della Repubblica per emettere misure cautelari, al momento in cui i GIP si pronunciano passa a volte anche più di un anno. Ma anche le sbarre delle carceri Gruviera non bastano più. Pensare, come ho letto, che scatta una rivolta a Enna perché non sono entrati i telefonini vuol dire che il telefonino dentro le carceri è considerato come la forchetta e il coltello per poter tagliare e mangiare il pasto. L'idea che la mafia non ci fosse più è stata una teoria che in qualche modo si è sviluppata anche in Sicilia, ma non solo in Sicilia. Purtroppo la mafia c'è ancora, va combattuta e vanno aggiornati anche gli strumenti di contrasto. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'omicidio di Palermo. Francesco Cusumano, l'assassino che voleva diventare avvocato, doveva scontare 3 anni e 10 mesi a Messina per l'aggressione al presidente della commissione che poi lo bocciò agli esami per l'abilitazione forense. Ieri l'uccisione appunto del coinquilino al termine di una lite. Sentiamo Marco Gulla. Doveva trovarsi in carcere per lesioni aggravate Francesco Cusumano, 38 anni, originario di Milazzo, che ieri ha ucciso a coltellate il suo coinquilino Francesco Spataro, di 53, in via San Polo, sul pianerottolo dell'appartamento del secondo piano al civico 486. Aveva sul groppone una condanna a 3 anni e 10 mesi. L'uomo, infatti, che aspirava a diventare avvocato, nel giugno del 2023 aveva pestato a sangue illegale Antonio Lafranchi, presidente della commissione d'esame per l'abilitazione forense, che lo aveva bocciato. L'aggressione avvenne davanti al tribunale di Messina. Cusumano colpì Lafranchi alle spalle con calci e pugni su tutto il corpo e un morso al naso. Dopo la sentenza, Cusumano avrebbe lasciato la città di Messina, avrebbe quindi affittato la stanza in via San Polo e modificato in parte il suo aspetto, tingendosi i capelli di biondo. L'ipotesi è che il 38enne volesse sfuggire all'ordine di carcerazione nascondendosi. Ieri, invece, l'omicidio del suo coinquilino. Gli esperti della scientifica nella casa dove i due abitavano assieme ad un altro uomo hanno trovato sangue ovunque. Resta da comprendere se Spataro sia stato aggredito e colpito in casa e si sia trascinato fino al pianerottolo nel tentativo di cercare aiuto, o se le coltellate siano arrivate successivamente. Per gli investigatori il movente sarebbe da cercare nei rapporti tra i conviventi, che sarebbero state mal sopportate da Cusumano. Ci sarebbero state continue liti per l'uso del bagno e della cucina. A Trapani invece è stato condannato a 5 anni e 4 mesi il campione olimpico di pesi Nino Pizzolato per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per gli altri 3 imputati appunto coinvolti in questo stupro di una turista finlandese avvenuto il 22 luglio 2022. Sentiamo Laura Spanò. Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese, l'atleta di Salaparuta Nino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Il Tribunale di Trapani, presidente Franco Messina, ha condannato alla stessa pena anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti dell'Agrigentino. Il PM Giulia Sbocchia nella requisitoria aveva chiesto 10 anni ciascuno, sottolineando che nessun elemento era emerso
emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso. I giudici hanno riconosciuto l'inesistenza delle aggravanti e riconosciuto le attenuanti generiche. La vicenda risale al 22 luglio del 2022. A denunciare i 4 era stata la turista finlandese in vacanza a Trapani con altre 2 amiche che aveva raccontato ai carabinieri di essere stata stuprata nel B&B dove alloggiavano i 4. Torna libera la figlia di Totorina. Il GIP di Firenze ha revocato l'obbligo di dimora a Corleone su richiesta della difesa dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Manlio Viola. Torna libera Maria Concetta Riina, la figlia maggiore del boss Totò Riina, ormai scomparso. Il GIP di Firenze ha revocato l'obbligo di dimora a Corleone che le era stato imposto nell'ambito di una inchiesta che vede indagati per estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso lei e il marito, Antonio Ciavarello. Secondo le accuse, Ciavarello avrebbe chiesto denaro e regali a 2 imprenditori toscani, imponendosi con metodo mafioso, e lo avrebbe fatto mentre era in carcere per altri motivi. L'emissaria di questa richiesta ed esattore sarebbe stata proprio la moglie Maria Concetta Riina. Per questo la donna fu arrestata, ma a gennaio di quest'anno la detenzione fu commutata in obbligo di dimora a Corleone. Contro questa decisione la Procura di Firenze presentò ricorso, ma la Cassazione confermò l'obbligo di dimora e negò il carcere. Adesso, dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini, il GIP ha accolto la richiesta della difesa e la Riina attenderà il processo in stato di libertà. Aldo Fusco è il nuovo questore di Siracusa. Questa mattina si è presentato alla stampa. C'era per noi Francesca Loi. Innalzare la sicurezza percepita è tra le priorità del nuovo questore di Siracusa, Aldo Fusco, che segue così la scia del predecessore Roberto Pellicone. È necessario una maggiore presenza, una maggiore reattività a quelle che sono le legittime richieste che provengono dalla comunità civile. Messinese arriva da Ascoli Piceno, ma in passato era già stato in provincia alla guida del commissariato di Lentini e della divisione anticrimine. L'aver lavorato in questo territorio, ma aver fatto gran parte della mia vita proprio carriera in Sicilia orientale, mi aiuterà e soprattutto a capire alcune dinamiche territoriali e locali. Negli ultimi mesi la criminalità sta provando ad alzare il tiro. Le bombe carta davanti alle saracinesche dei negozi, ma anche i numerosi sequestri di armi. E il nuovo questore ha un'esperienza di oltre 30 anni tra Sicilia, Calabria e Puglia, proprio nella lotta alla criminalità organizzata. Bisogna cercare e cercheremo di dare il massimo contributo sia investigativo che in termini di risorse umane. Per un controllo sempre più capillare, però, è necessaria la collaborazione di tutti. Nessun rinnovo del taglio delle accise da parte del governo. I carburanti ritornano a cifre elevate, sopra i 2 euro al litro. Insorgono associazioni di categoria e automobilisti. Sentiamo Tonino De Mana. I prezzi della benzina sono 1,94 per il gasolio e 1,86 per la benzina. Modalità servito invece si sfora e si va sopra i 2 euro. Sì, si va sopra i 2 euro, diciamo che il prezzo anche prima dell'aumento delle accise nel servito è stato sempre oltre i 2 euro perché c'è un differenziale che va dai 20 ai 30 centesimi a seconda delle compagnie petrolifere. Scende il prezzo del barile di greggio da $120 dell'aprile scorso a 68 di oggi, ma risale quello di benzina e gasolio che in modalità servito tornano stabilmente sopra i 2 euro al litro. Si fa sentire e suscita reazioni polemiche lo stop dello sconto sulle accise ed insorgono associazioni di categoria ed automobilisti. Viva l'Italia! Questa è l'Italia. Cosa ne pensa? Ma niente, che pensare che non ci arrivo a fine mese? A fine mese non ci arrivo con la pensione. Soprattutto per le famiglie che non hanno soldi veramente, manco da mangiare, che non si possono spostare, a me quelli mi fanno pena. Ma fortunatamente non faccio tanti chilometri. Quanto incide sul tuo bilancio? Abbastanza. Diciamo un buon 20% dello stipendio va nella benzina. Non vuole sentire parlare di speculazioni il presidente della Figis calabrese, secondo cui gli aumenti hanno motivazioni ben precise. In Europa paghiamo lo scotto del fatto che negli ultimi anni sono state chiuse diverse raffinerie, altre sono state convertite ai biocarburanti, quindi noi importiamo quasi tutto il prodotto raffinato dal resto del mondo. E c'è anche da dire che noi non vendiamo prodotto grezzo, ma vendiamo prodotti raffinati. Una stangata prevista per le associazioni dei consumatori con il mancato rinnovo del taglio delle accise che costa
costerà agli automobilisti quasi 1,5 miliardi di euro su base annua, con un pieno da 50 litri in appena 2 giorni, rincarato di quasi 2 euro. A Maddalusa, quartiere di Agrigento, cittadini senza acqua ormai da più di un mese. Davide Sardo. Rubinetti a secco da oltre un mese a Maddalusa, quartiere di Agrigento, dove circa 2000 residenti denunciano la mancanza di acqua potabile nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dagli abitanti, la sospensione del servizio sarebbe legata alle presunte irregolarità urbanistiche degli immobili ricadenti nella zona A della Valle dei Templi, ma al momento AICA non ha fornito comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio. È inconcepibile vivere senza acqua. Io sfiderei chiunque delle autorità che hanno messo questo divieto. È veramente disumano. Io a casa mia ho 2 disabilità, fra l'altro ho anche dei problemi di ernie e lombo sacrale, e io ogni giorno vado alla fontana a riempire 10 bidoni di 20 litri. Per anni i residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per riempire le cisterne, una soluzione che oggi non sarebbe più consentita. I proprietari evidenziano come le abitazioni siano regolarmente censite e soggette al pagamento dei tributi. Per cui accatastando le case paghiamo e siamo assoggettati a tutti gli oneri, e lo facciamo ben volentieri perché siamo cittadini corretti e onesti, ma vorremmo anche essere trattati da cittadini perché abbiamo la residenza, abbiamo tutti i nostri diritti sacrosanti come uomini, come padri di famiglia. Sulla vicenda interviene anche il Codacons Agrigento, che ha diffidato gli enti competenti chiedendo il ripristino di un minimo vitale di acqua potabile e la revisione delle disposizioni che impediscono il rifornimento tramite autobotti. A rischio la grumicoltura nella piana di Catania dopo 2 raid criminali che hanno distrutto una condotta importante che alimenta 6.000 ettari di agrumeti tra Catania e Lentini. Orazio Longo. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'agricoltura e vicepresidente della regione San Martino. I 2 raid vandalici da parte di ignoti che mettono a rischio la produzione agrumicola della piana di Catania sono atti contro gli agricoltori in primis e anche contro le politiche del governo. È chiaro che gli interventi che il governo stanno facendo toccano interessi di chi vende l'acqua, di chi approvvigiona quelle aree negli anni in cui il disservizio la faceva da padroni. Nella notte del 3 luglio è stata sfondata e rotta una condotta importante che alimenta 6.000 ettari di agrumeti tra Catania e Lentini. Oltre alla Lodigiani, anche la condotta 102,50, che ricade nella zona di Vassadonna, è stata interessata dopo che è stata vandalizzata una linea Enel con grossi danni alla centrale di sollevamento consortile che si trova incontrata da Muso a Belpasso. Questi gesti è chiaro che scoraggiano, ma non fermano il governo, che attiverà già nei prossimi giorni nuovi servizi affinché si possa vigilare insieme alle forze dell'ordine per garantire i servizi agli agricoltori, ma soprattutto per fare capire che la regione e lo Stato ci sono. Preoccupati gli agricoltori che chiedono il ripristino urgente della centrale di sollevamento. Speriamo in un urgente intervento appunto da parte della cabina di regia, quindi perché comunque gli agricoltori aspettano l'acqua in quella zona dopo veramente tantissimi anni. Speriamo in un immediato servizio che venga effettuato dai tecnici del consorzio di bonifica e tutti gli altri. E adesso cambiamo argomento perché il bikini ha compiuto 80 anni. Il servizio di Veronica Barbarino. Piccolo nelle dimensioni, enorme nel significato, il bikini festeggia 80 anni e continua a essere uno dei capi più iconici della moda, che racconta l'evoluzione della società e del costume. Nato nel 1946, fu inizialmente considerato troppo audace per l'epoca, ma il cinema, prima con Brigitte Bardot, poi con Ursula Andress, contribuì a cambiare la percezione del pubblico. Da quel momento il bikini ha cambiato forme, tessuti e stili, fino ad oggi. Cosa dire del bikini che indossano oggi le ragazze, e non solo le ragazze, che io chiamerei filo interdentario. Viva viva la libertà, però siamo arrivati ad un eccesso. Ora ci sono dei modelli troppo esagerati, tipo il dietro che con lo solo spacco. Io non sono d'accordo su quel tipo di costume. Il bikini va bene, ce l'ho pure io, quindi. Un costume che accompagna le trasformazioni della società. Mi sembra una cosa che dimostri anche un'evoluzione nella cultura delle persone. Molte portano bikini e anche persone
che stanno bene in carne, come me per esempio. E quindi, tra un tuffo e una tintarella, auguri a un'icona di libertà. Facciamo una pausa, torniamo tra poco con il calcio e con i colpi di mercato del Palermo e del Catania. Tra poco. Bentornati al TG Sicilia, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio è ufficiale. Hernani è un calciatore del Palermo. È il terzo colpo per il DS Osti, che adesso accelera anche per Compagnon del Venezia. Venerdì intanto la squadra si ritira, va in ritiro. Marco Gulla. Hernani è ufficialmente un giocatore del Palermo. Come previsto, il club rosanero ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio dal Monza del centrocampista brasiliano. Si tratta del terzo colpo dopo Estevez e Cassandro. Venerdì la squadra di Inzaghi inizierà il ritiro precampionato in Trentino Alto Adige e il tecnico potrà quindi contare su 3 nuovi innesti, anche se l'obiettivo del direttore sportivo Carlo Osti è quello di arrivare a Mattia Compagnon. I contatti tra il club rosanero e l'entourage del giocatore, classe 2001, restano intensi. Il profilo è considerato tra i più adatti alle esigenze tecniche della squadra. I prossimi giorni saranno probabilmente cruciali per capire se le buone sensazioni raccolte finora si tradurranno in una fumata bianca. Non è l'unica pista seguita dal Palermo per rinforzare il reparto avanzato, resta viva anche quella che porta ad Almquist, esterno offensivo del Parma. In lista ci sono inoltre Rui Modesto, per cui sono già stati avviati discorsi con l'Udinese, e Rao, di proprietà del Napoli. Nei giorni scorsi al Palermo è stato offerto anche Andrea Belotti, svincolato dopo l'ultima stagione a Cagliari. Il club rosanero però non è interessato. Sul fronte delle uscite invece al momento non si registrano novità. Settimana importante per il Catania tra mercato e organizzazione del ritiro precampionato. L'arrivo di Longo dà il via alle operazioni in entrata. Nel taccuino ci sono numerosi giocatori del Crotone. Tonino De Mane. Mercato e organizzazione del ritiro in 2 sedi, la prima al Massimino, la seconda a Norcia, in Umbria. Inizia una settimana importante per il futuro del Catania, che dopo le ufficializzazioni del DS Parrà e del tecnico Longo darà il via alla campagna di rafforzamento. Servirà un'accelerazione per consegnare al nuovo allenatore un organico che possa dare l'assalto ancora una volta alla Serie B. Le delusioni delle passate stagioni, nonostante gli esborsi economici, impongono riflessioni e valutazioni, con un organico da rinnovare sotto l'aspetto numerico, contrattuale e qualitativo, con conseguente abbassamento dell'età media. Di obiettivi ce ne sono già tanti, contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Per la mediana interessano Vinicius e Gallo, per l'attacco Musso, nome col quest'anno, e Zunno, per la difesa di Pasquale. Oltre a Capomaggi e Scognamiglio, che difficilmente lasceranno Salerno e Benevento, Varrà ha un dialogo aperto con l'attaccante Ferdinando De Sole, con cui ha lavorato a Potenza. Parecchi estimatori per Andrea Rizzopinna, il cui cartellino è valutato dal Cosenza a €500.000, trattabili comunque. In uscita Gimenez fa gol agli spagnoli del Castellón e sono tante le richieste per Gherardi, Celli, Dini e Cargnelutti. Facciamo ancora una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere c'è una notizia: la scuola italiana protagonista alla Robo Cup, i mondiali di robotica educativa che si sono appena conclusi in Corea del Sud. A salire sul podio come primo classificato è stato il liceo scientifico Boggiolera di Catania nella categoria On Stage Advanced, che unisce tecnologia, recitazione e spettacolo. Al terzo posto l'Istituto Tecnico Industriale Statale Fermi Guttuso di Giarre, in provincia di Catania, nella categoria Rescue Simulation. Il ministro Valditara ha invitato docenti e studenti al Ministero dell'Istruzione. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.